Consumatori energivori, quali soluzioni per il futuro? È, come si diceva, il primo webinar del ciclo di incontri organizzato dal Comune di Udine in collaborazione con l'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia, IFRAME e Federconsumatori e PVG, rivolto principalmente ai consumatori, quindi a tutti noi, sui temi della circolarità e della sostenibilità. Mi presento, il mio nome è Nadia Vedova, collaboro appunto con l'Ufficio Progetti Europei e Partecipazione del Comune, coordinato appunto da Bruno Grizzaffi, nella realizzazione delle attività del progetto europeo già menzionato City Circle, centri di economia circolare nell'Europa centrale, di cui questa iniziativa, alla quale abbiamo dato il nome Giugno Circolare, fa parte. L'incontro di oggi si focalizza sul tema dell'energia sostenibile e del consumo energetico responsabile. Lo scopo di questo incontro è infatti quello di illustrare le principali nuove leggi in materia di energetica e presentare alcuni degli strumenti più utili soprattutto ai cittadini per utilizzare l'energia a loro disposizione in un modo più responsabile e sostenibile. Questa insomma quindi la premessa di questo incontro e l'obiettivo che l'incontro si pone. Non voglio togliere tempo ai relatori che sono il cuore insomma di questo webinar, io faccio appunto solo da moderatore e ora passo la parola a Elisa Tomasinsig di IFRAME, che è una società che si occupa di aiutare enti e aziende a sposare il proprio core business con gli impegni per il clima e la sostenibilità, in un'ottica di tutela e valorizzazione dell'impresa, delle risorse, del territorio e delle persone e del soggetto che aiuta me e il Comune di Udine nell'organizzazione di questo webinar e dei prossimi che vedono questo giugno circolare impegnarci un po' tutti. A te la parola, Elisa. Grazie Nadia. Io intanto faccio subito la condivisione dello schermo e così partiamo subito con la presentazione. Il mio compito è semplicemente quello di... scusate che... Eccolo qua. Ecco. Il mio compito è quello un po' di introdurre l'argomento di oggi e quelli che saranno poi gli argomenti che seguiranno il mio, che sono decisamente interessanti. Io in questa introduzione sono partita da una domanda di fondo, che il titolo dell'evento è Consumatori energivori. Ma i consumatori sono davvero energivori? Mi sono chiesta. Adesso vi farò vedere una serie di immagini, una serie di spunti di riflessione che partono proprio da questa considerazione qui. Il grafico che vedete, sembrano un po' complicati questi grafici, ma in realtà poi focalizziamo l'attenzione solamente sulla fascia gialla. Il grafico che vedete rappresenta quello che è il consumo finale lordo di energia in Italia dal 1990 al 2018. Se guardiamo ovviamente la linea più in alto, quello è l'andamento che ha avuto il consumo in questi anni. E tutto sommato, se guardiamo da dove siamo partiti nel 1990, che è poi l'anno base rispetto al quale vengono calcolate anche poi gli obiettivi e i target di riduzione dei consumi delle emissioni, vediamo che tutto sommato nel 2018 non siamo poi così tanto più in alto, nel senso che i consumi sono cresciuti ma non proprio così tanto. Però se ci concentriamo sulle diverse fasce colorate, vediamo per esempio quella dell'industria che ha registrato una forte riduzione del proprio contributo al consumo finale lordo di energia. La fascia però che ci interessa di più è quella gialla riferita agli usi civili. Gli usi civili sono un insieme che comprende anche tutta la parte dei consumi del settore residenziale. Ebbene, rispetto al 1990 è cresciuto il contributo, lo vedete dall'ampiezza di questa fascia, e se guardiamo il contributo percentuale nel 2018 siamo dell'ordine del 42%, questo è il consumo finale lordo del settore civile. Se pensiamo che quello residenziale è poco più della metà, ecco che solo il settore residenziale contribuisce al 26% dei consumi di energia. Quindi un contributo certamente non minimo, non trascurabile. E poi vediamo che questa fascia rispetto al 1990 nel 2018 è più importante, ma come effettivamente è andato il settore residenziale?
Bene, lo vediamo in questo altro grafico. Se ci concentriamo sulla linea, quella verde, dove c'è l'intensità energetica del settore residenziale, vediamo che rispetto ai valori registrati nel 2000 in questo caso, nel 2018 l'intensità energetica si posiziona ad un livello più alto, diciamo che è cresciuto l'intensità energetica di questo del settore residenziale del 12,5%. Ci sono molte variazioni di anno in anno, ma sono per lo più dovute alle variazioni della temperatura media stagionale, perché poi quando le temperature sono più miti sia in inverno che in estate, ovviamente la quota di consumo tende a contrarsi. Però se guardiamo l'andamento, vediamo che più o meno fino al 2013-2014 la tendenza è stata quella di un aumento e poi negli ultimi anni si è iniziata una piccola riduzione. Ma da cosa è dovuto questo aumento? Quali sono le determinanti? Beh, da un lato c'è stato un aumento della popolazione, almeno prima del 2014, si sono registrati tassi di crescita, vedete il grafico blu sulla destra, le barrette in alto trovavo poco importanti numeri, quello che conta è vedere che prima del 2014 sono tutte quelle barrette che hanno segno positivo, la popolazione rispetto all'anno precedente è aumentata. C'è stato un calo di tendenza dal 2015 in poi, quando in realtà c'è stata progressivamente una contrazione. Però quello che più forse ha inciso è una migliore qualità della vita. Sfortunatamente spesso c'è questo connubio tra qualità della vita e consumo energetico. Mano a mano che la qualità della vita migliora, il consumo energetico si incrementa. Diciamo che in questo caso l'effetto è stato in particolare di due componenti. Da un lato un incremento della superficie media delle abitazioni, quindi stiamo facendo case sempre più grandi che ovviamente consumano sempre di più e se non sono sufficientemente efficienti alla fine anche disperderanno una parte dell'energia, ma questo lo vediamo dopo. E poi c'è stato un altro aspetto non trascurabile che è quello della diffusione esponenziale di apparecchi tecnologici. Apparecchi di diverso genere, non solo di elettrodomestici, anche tutta la parte relativa al tempo libero, dalla TV ai PC, agli smartphone, ai tablet, tutto quello che c'è normalmente in una casa e che quantomeno fino al 2010 ha inciso notevolmente su questo aumento dell'intensità energetica. Dal 2010 la tendenza si è leggermente invertita perché sono state introdotte una serie di normative che hanno mano a mano ridotto quello che hanno aumentato l'efficienza energetica e quindi hanno ridotto il consumo specifico delle apparecchiature e in parte questo è stato dovuto anche all'introduzione, allora nel 2010 sono state le prime, poi vediamo come funzionano quelle nuove, le etichette energetiche. Su un altro aspetto focalizziamo l'attenzione che è quello delle fonti energetiche che vengono utilizzate nel settore residenziale. Nel tempo, vedete, è cresciuta la quota attribuibile al gas naturale, fortunatamente è calata e di molto quella relativa invece all'utilizzo di un altro combustibile fossile nel riscaldamento che è il gasolio, che fortunatamente è stato sostituito in buona parte dal gas naturale e in parte anche dai combustibili solidi primari. Di fatto le fonti energetiche rinnovabili nel settore residenziale sono attribuibili principalmente a quello che è il contributo delle biomasse. Anche prima in realtà venivano utilizzate, diciamo che da quando sono iniziate anche delle campagne di sensibilizzazione sull'utilizzo delle biomasse e la diffusione anche di apparecchiature più efficienti come stufe a pellet efficienti o caldaie a biomassa efficienti, diciamo che il tasso di sostituzione ha fatto sì che poi fossero registrati anche questi graduali aumenti nell'utilizzo delle biomasse. È cresciuto e anche di molto, molto sebbene la fascia è ancora piccola, che è quella marrone, il calore. In questo caso ci si riferisce all'utilizzo nel riscaldamento domestico dell'allacciamento a reti di teleriscaldamento e soprattutto in alcune regioni il teleriscaldamento negli ultimi anni ha avuto una notevole diffusione. Infine, come viene utilizzata questa energia nel settore residenziale? Beh, viene utilizzata principalmente per la climatizzazione, mentre è del tutto secondario l'utilizzo per l'illuminazione per gli apparecchi elettrici e altri utilizzi che ci sono normalmente in tutte le case, che sono quelli riferibili alla cucina o all'acqua calda sanitaria. Quindi
abbiamo detto, stiamo consumando sempre di più, stiamo consumando molto per climatizzare i nostri edifici, per riscaldarli in inverno, ma anche per raffrescarli in estate, ma com'è l'involucro di questi edifici? Vi faccio vedere questo grafico, l'ho preso da un documento che ha sviluppato l'Enea ed è relativo alla situazione del patrimonio edilizio italiano al 2019 ed è basato sull'analisi degli attestati di prestazione energetica. È stato suddiviso per zone climatiche, nel grafico C, D, E, F si riferiscono alle zone climatiche, quasi un terzo più, anzi quasi la metà degli edifici sono in zona climatica E. Se vedete qual è poi la classe di prestazione energetica dell'edificio, sfortunatamente le barrette principali sono quelle relative alle classi energetiche peggiori, ovvero la G, la classe energetica F, la E, e poi mano a mano a scendere quelle invece più, diciamo, quelle più virtuose. È ovvio quindi che se il consumo cresce e gli edifici non sono efficienti, il problema c'è e si pone. Il problema qual è? Perché ce ne stiamo occupando? Questa immagine rappresenta quello che è il problema di cui tutti parlano, ne parliamo ma molto brevemente anche noi, che è quello del riscaldamento globale. Ebbene, le linee più scure, più chiare, nelle tonalità dell'azzurro e del rosso indicano una differenza rispetto alla temperatura media del periodo. Ebbene, gli anni più caldi della storia, quindi quelli mai registrati dall'umanità, nell'ordine sono rispettivamente il terzo posto è riservato all'anno 2019, il secondo posto all'anno 2020 ed il primo posto all'anno 2016. Quindi dal 2016 ad oggi i 3 anni più caldi della storia si sono tutti verificati in questo punto periodo. Il problema non è solo un problema di riscaldamento globale, ma quello ad via veloce è un problema di eventi calamitosi che sono sempre più frequenti, sempre più drammatici, perché portano con sé notevoli risorse che devono essere spese per riparare i danni, ma anche notevoli morti, come lo si vede da questo grafico. E poi c'è il discorso che questo dei tipping point, cioè dei punti di non ritorno. Il problema è che ci stiamo sempre più avvicinando per diversi aspetti che riguardano i cambiamenti climatici a dei punti di non ritorno. Quindi i consumatori sì sono energivori, adesso vediamo cosa si può fare per ridurre il loro impatto e sì dobbiamo assolutamente preoccuparcene perché questa è la situazione attuale con la quale ci stiamo confrontando tutti i giorni. Se ne è occupata, se ne è interessata l'ONU quando nell'Agenda 2030 ha considerato tra i 17 obiettivi diversi obiettivi che hanno a che fare con il problema dell'utilizzo dell'energia in tutti i settori, tra cui ovviamente quello che ci interessa. L'obiettivo 7 riguarda l'energia pulita accessibile, l'obiettivo 11 riguarda le città e le comunità sostenibili, l'obiettivo 12 riguarda il consumo e la produzione responsabili e poi c'è l'obiettivo 13 che è quella della lotta contro il cambiamento climatico. Quindi l'attenzione c'è, è molto forte, non solo a livello internazionale, anche a livello europeo. A livello europeo l'Europa si è posta l'obiettivo di diventare la prima zona a neutralità climatica nel mondo e ha quale obiettivo all'interno di questo Green Deal europeo, che è questo insieme di misure per lo sviluppo economico efficiente e competitivo dell'Europa da qui al 2050, il primissimo obiettivo che si è posta l'Europa è quello di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Piccola parentesi, neutralità climatica significa non tanto non emettere più CO2 o gas serra in atmosfera, perché questo diventa assai improbabile che possa avvenire, ma vuol dire ridurre fortemente le emissioni, quindi aumentando di pari passo l'efficienza energetica, l'uso efficiente dell'energia, ma anche l'utilizzo di fonti ad impatto zero o impatto molto basso come le rinnovabili, e dall'altro aumentare quelli che sono i serbatoi di stoccaggio e di accumulo dei gas della CO2, che poi sono sostanzialmente le foreste, ma non sono certo l'unico serbatoio naturale, che deve essere assolutamente salvaguardato. Diverse sono le misure che l'Unione Europea sta emanando continuamente, quasi ogni giorno ce n'è una nuova in tutti i settori. Ci concentriamo su quello che invece è la situazione a livello nazionale, il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima
pone 5 come obiettivi principali nell'orizzonte temporale al 2030, che è considerato un obiettivo intermedio. Si pone degli obiettivi forse anche un po' più spinti rispetto a quelli dell'Unione Europea, e sicuramente i punti focali su cui si concentra l'attenzione sono nuovamente l'efficienza energetica, la decarbonizzazione, che significa non solo ridurre l'uso del carbone, in alcuni stati europei ancora c'è ed è anche importante, ma soprattutto sostituire le fonti fossili con le fonti rinnovabili. E poi c'è il discorso della sicurezza energetica, del mercato unico, dell'energia e della competitività. Il ruolo in tutto questo, io vado via veloce per lasciare poi il tempo agli altri relatori, ma poi sono disponibile per le domande. In tutto questo, il ruolo che viene riservato al settore residenziale, qui vedete un grafico. Se l'obiettivo al 2030 è quello di ridurre di 9,3 milioni di TEP i consumi energetici, vedete che il settore residenziale da solo copre quasi il 35%, quindi lo sforzo che sarà fatto nel settore residenziale sarà decisamente molto molto importante, ed è già iniziato in realtà, poi lo vedremo, perché su cosa si sta puntando soprattutto? Queste sono azioni che sono contenute nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima e sono sostanzialmente, vi dicevo prima, puntare molto l'attenzione sull'efficienza energetica e quindi soprattutto sulla riqualificazione energetica degli edifici. Abbiamo visto prima, gli edifici consumano, sono entità che hanno un consumo specifico molto importante e sfortunatamente oggi come oggi non sono ancora, la maggior parte degli edifici non hanno ancora una qualità energetica soddisfacente. Sono edifici soprattutto molto vecchi, che sono stati realizzati prima dell'introduzione di norme di efficientamento energetico e quindi vanno assolutamente riqualificati. L'incidenza dei nuovi edifici è minimale, rapportata invece alla mole di edifici che già esistono e che devono essere sistemati. E poi vedremo verrà approfondito questo tema quando parleremo del superbonus. Un altro aspetto topico è quello dell'efficientamento dei dispositivi di uso finale. Dicevamo prima, l'intensità energetica è aumentata anche in maniera importante per il numero sempre crescente di dispositivi che abbiamo nelle nostre abitazioni, e quindi puntare all'efficientamento dei dispositivi è senza ombra di dubbio un aspetto molto rilevante. E poi un altro aspetto, anche questa è un'azione prevista dal piano nazionale, è quella dell'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici, perché si punta ad avere edifici sempre più intelligenti, interconnessi e soprattutto interconnessi dal punto di vista energetico, e qui si apre anche la strada al discorso delle comunità energetiche. Altro aspetto molto importante che ci riguarderà sempre di più nel prossimo futuro e di cui parleremo negli interventi successivi. Io avrei finito, così lascio spazio agli altri relatori, però se ci sono domande ovviamente sono disponibile. Grazie Elisa, sì, ricordo a tutti che se ci sono domande possono essere scritte nella chat e poi provvederemo a rispondere e a girarle ai relatori. Adesso passerei la parola a Letizia Daronco di Federconsumatori, nostro partner nell'organizzazione di questo appunto evento. Letizia Daronco si occupa di consulenza legale ai consumatori in ambito di energia, oltre che di contrattualistica e telefonia proprio per Federconsumatori. Inoltre è la responsabile dello sportello di informazione e promozione dell'economia circolare a Udine. A te Letizia la parola. Grazie, buonasera intanto a tutti. Allora, aspettate che condividiamo così dopo iniziamo a vedere il tutto. Allora, come diceva Nadia, ti ringrazio, ci occupiamo, non dico da sempre, ma quasi ovviamente del problema dell'efficienza energetica, perché ai nostri sportelli territoriali, già con lo sportello specializzato in energia, e adesso ancora di più con lo sportello di informazione e promozione dell'economia circolare, cerchiamo di educare da sempre i consumatori ad analizzare le proprie abitudini di consumo energetico per aiutarli ad avere una maggiore consapevolezza e comprendere quali siano le maggiori fonti di consumo, anche appunto dal punto di vista del parco elettrodomestici.
Diciamo che le domande principali che ci sono sempre state rivolte, a tutt'oggi la situazione rimane invariata, è sia una richiesta di assistenza nella lettura proprio della bolletta energetica, nel comprendere quali siano le voci all'interno della stessa, ma ci chiedono anche eventualmente cosa possono fare per risparmiare energia, ovviamente per la ricaduta non poco, di non poco impatto sulle fatture. Uno degli elementi quindi di cui parliamo più spesso sono gli elettrodomestici, i quali sono per lo più alimentati da elettricità. Quello che cerchiamo di far comprendere comunque ai consumatori che si rivolgono a noi è che sono importanti sì la qualità dei dispositivi, come andremo a vedere, ma anche ovviamente un utilizzo e una manutenzione corretta degli stessi. Per dare un'idea di massima, quello che andiamo a suggerire normalmente è che, ad esempio, nel caso di offerte a fasce, adesso diciamo che la maggior parte della popolazione sta ritornando verso delle tariffe monorarie, per ovvi motivi, perché tra magari la DAD e tra il lavoro da casa ci sono delle esigenze diverse da parte dei nuclei familiari. Però in generale nel caso di offerte a fasce consigliamo ovviamente di utilizzare gli elettrodomestici in quelle fasce orarie e nei giorni in cui l'energia ovviamente ha un costo inferiore. Indichiamo in linea di massima di non introdurre cibi caldi nel frigorifero o di non tenerlo aperto ovviamente per troppo tempo o inutilmente, mentre per lavastoviglie ma anche per lavatrice suggeriamo sempre di usarla a pieno carico con lavaggi a freddo o comunque con il programma Eco e con poco detersivo. Questo ovviamente per la parte relativa all'utilizzo quotidiano come indicazioni generiche. Per quanto riguarda invece la qualità, che è quella di cui tratteremo principalmente oggi, la prima domanda è come si può valutare la qualità degli elettrodomestici con le etichette energetiche. Queste etichette energetiche sono dei documenti che vanno a informare appunto il consumatore finale su caratteristiche e consumi di energia degli elettrodomestici. Consentono quindi di aiutare nel momento dell'acquisto a valutare e a scegliere a parità di caratteristiche tecniche ovviamente l'elettrodomestico a più basso consumo energetico. L'etichetta energetica è molto semplice e molto intuitiva anche da essere diciamo valutata da un consumatore. Possiamo vedere che principalmente gli elementi che troviamo sono sulla parte sinistra il nome o il marchio del fornitore ovviamente, poi c'è la suddivisione su scala di valori che andremo a vedere che si differenzia appunto in base a delle lettere e antecedentemente alle nuove previsioni era prevista anche la presenza di un segno più e ovviamente ha una scala anche cromatica da un verde scuro a un rosso che è estremamente di facile leggibilità. Sempre sulla sinistra in basso troviamo comunque delle informazioni aggiuntive che andremo a vedere si differenziano in base alla tipologia di elettrodomestico, mentre sulla parte destra dell'etichetta troviamo in alto comunque il tipo, il modello, la versione del prodotto, dopodiché troviamo evidenziata la classe di efficienza energetica in base alla quantità di energia consumata e troviamo anche il consumo anno di energia. Come dicevo, quest'anno sta avvenendo una modifica molto importante nell'ambito dell'etichettatura energetica, in quanto il precedente sistema di etichettatura, che era basato su una scala appunto con il segno più, dalla A++ alla D, è in fase di eliminazione. Sono stati già riscalati alcuni gruppi di prodotti, mentre per altri, come ad esempio le lampade, verrà sostituito dal 1° di settembre 2021. Quindi sarà una transizione che sta già iniziando ad avvenire ed è già avvenuta per alcuni gruppi come frigoriferi, congelatori, lavastoviglie, lavatrici e televisori e poi man mano ovviamente andrà a intaccare altri gruppi. E sulla destra vediamo come si è modificata diciamo, il layout dell'etichetta, oltre al fatto appunto che non c'è più il sistema di classificazione con il segno più, ci sono anche altre differenze che però non vanno addirittura ad aumentare le tipologie di informazioni che possono essere oggetto di attenzione da parte del consumatore. Perché questa modifica? Nel sito della Commissione europea si legge che, visto che i nuovi modelli stavano diventando sempre più efficienti dal punto di vista energetico, si andavano tutti quanti a concentrare nelle categorie più alte, quindi andando a saturarle.
al posto di aggiungere altri più, quindi alla classe A, si è preferito fare un ragionamento diverso, quindi riscalare queste etichette energetiche utilizzando una semplice scala da A fino alla G. Le finalità quindi sono principalmente due. La prima è di non andare a sovraccaricare il momento della scelta dell'acquisto per il consumatore dandogli delle informazioni chiare, quindi il sistema senza segno più è molto più intuitivo. E dall'altro lato, lasciando libera appunto le categorie più elevate, si può portare le imprese a incentivare ovviamente le innovazioni e lasciare quindi un margine maggiore di miglioramento. Come vi dicevo, nella parte bassa delle etichette sono presenti anche informazioni ulteriori che si differenziano in base alla tipologia di prodotto. Quindi ad esempio per le lavastoviglie si trova la capacità di carico, per le TV invece troviamo la lunghezza della diagonale dello schermo, per frigo e congelatori capacità in litri degli scomparti sia per cibi freschi che per cibo congelato, e poi anche informazioni molto più importanti come il consumo annuo di acqua calcolato in litri oppure il rumore emesso in decibel. Inoltre, a differenza della precedente, è stato inserito anche un codice QR. Inquadrandolo direttamente si può andare a vedere una pagina presente nella banca dati europea e quindi si possono trovare ancora più informazioni utili, quindi ad esempio per i frigoriferi il tipo di scomparti, il volume di ognuno. Questa banca dati è molto importante perché ogni fabbricante stabilito nell'Unione Europea, così come ogni importatore o rappresentante autorizzato, prima di mettere un prodotto sul mercato dell'Unione Europea deve registrare obbligatoriamente i prodotti all'interno di questa banca dati. Quali benefici apportano? Allora, il primo è abbastanza chiaro, quindi guidare la scelta dei consumatori, i quali ovviamente acquistando dispositivi più efficienti riducono il consumo e conseguentemente anche le bollette, che è una delle priorità che ci vengono fatte notare più spesso agli altri sportelli. Come leggiamo appunto nel 10° considerando del regolamento del 2017, la fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti agevola quindi la scelta dei clienti verso i prodotti il cui uso richiede meno energia o altre risorse essenziali come ad esempio l'acqua, come abbiamo visto prima. L'etichetta quindi è un mezzo efficace con cui fornire ai potenziali clienti informazioni comparabili e anche in modo semplice e intuitivo. Questo si può denotare da quello che è emerso nello speciale Eurobarometro del 2019. Nello stesso sono state poste anche delle domande riguardanti sia la conoscenza dell'etichetta energetica sia l'influenza della stessa al momento appunto dello shopping, dell'acquisto degli elettrodomestici. Quello che è emerso è che l'etichetta energetica era riconosciuta dal 93% dei consumatori europei, mentre da quelli italiani la percentuale era un pochino inferiore, pari all'86%. In realtà l'Unione Europea ha raggruppato in questi 93% e 86% anche la parte, diciamo, di consumatori che sì, ha riconosciuto l'etichetta, ma come vedete non ne conosce il significato. Quindi in realtà c'è una parte di queste percentuali che non è che siano propriamente veritiere, nel senso che oggettivamente saperla riconoscere, sapere che cos'è, ma non conoscerne il significato e non poterla utilizzare al massimo delle sue potenzialità, ovviamente crea un gap che bisognerebbe riuscire ad evitare. Inoltre, sempre secondo l'Eurobarometro 492, il 79% dei consumatori europei e l'85% degli italiani ha preso in considerazione l'etichetta energetica appunto al momento dell'acquisto. Qui sempre c'è un raggruppamento, nel senso che sia è stata, diciamo, ha influito sulla scelta sia che il motivo principale del consumatore fosse quello di risparmiare, sia nel caso in cui l'obiettivo principale fosse quello di scegliere un elettrodomestico più ecologico. In entrambi i casi comunque la percentuale è piuttosto alta, quindi è un buon segno sicuramente. Questa consapevolezza da parte dei consumatori va ovviamente ad avere anche un impatto sulle imprese, perché le imprese ovviamente al fine di superare i concorrenti e far rientrare i propri prodotti nella categoria più elevata vengono incentivate a investire in ricerca e innovazione, che è uno degli aspetti maggiormente importanti.
Questo ha un riflesso molto positivo sull'efficienza energetica, infatti come vediamo 2/3 dei frigoriferi e delle lavatrici venduti nel 2006 avevano un'etichetta di classe A, mentre nel 2017 oltre il 90% era etichettato A+, o A++ o A+++. I benefici quindi per i consumatori, riassumendo, sono sia il fatto che l'etichetta gli offre un aiuto chiaro al momento della scelta d'acquisto, quindi dandogli delle informazioni ulteriori sull'elettrodomestico che intendono andare ad acquistare, aiutano a ridurre i risparmi, aiutano ad aumentare, i risparmi energetici e quindi consentono anche di incidere in maniera diretta sulle fatture energetiche. Mentre per quanto riguarda il pianeta, secondo le stime, le etichette energetiche, insieme ovviamente in sincronia con le misure di progettazione ecocompatibile, porteranno entro il 2030 a una riduzione notevole del consumo di energia. Quindi ad esempio per frigoriferi e congelatori il consumo diminuirà del 64%. Quindi, classificando in modo chiaro e intuitivo, con la scala nuova da A a G, diciamo che c'è un aiuto ulteriore al consumatore, che risparmia energia e denaro. Si incoraggiano le imprese a progettare prodotti che consumano meno energia e poi abbiamo visto delle informazioni ulteriori, quindi ad esempio il consumo di acqua, si aiutano i consumatori a contribuire anche alla tutela dell'ambiente, che è un elemento estremamente importante. Vi consigliamo, se avete interesse, visto che i nostri sportelli di informazione e promozione dell'economia circolare sono, diciamo, stati attivati grazie a un programma che si chiama Cittadini in Prima Linea e abbiamo anche un sito dedicato, di andare a visitarlo, perché all'interno ovviamente ci sono anche tutte quante le informazioni sui nostri sportelli, sulle nostre iniziative e c'è anche un opuscolo che si può scaricare gratuitamente. Io vi ringrazio, vi lascio, poi se eventualmente ci sono domande, come abbiamo detto prima, sono a disposizione. Io ringrazio molto Letizia Daronco per la sua presentazione molto chiara e per insomma, darci questo segnale che appunto anche il consumatore può comunque influenzare il mercato, che mi sembra comunque da sottolineare e da ricordare soprattutto, e che comunque la tematica va affrontata con un approccio multilivello. Quindi il consumatore che può diciamo in qualche modo influenzare il mercato e poi ovviamente la governance e le politiche per sempre appunto un obiettivo comune. E passo adesso la parola a Fabrizio Uru, responsabile dello sportello energia della Friuli Venezia Giulia, gestito da APFVG con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, sportello dedicato alle attività di promozione della cultura del risparmio energetico. Infatti lo sportello offre informazioni e consulenza gratuite sugli incentivi disponibili in ambito di risparmio energetico. Fabrizio Uro ci parlerà del tanto declamato anche contributo del 110%, che ormai insomma è un po' sulla bocca di tutti ed è uno degli argomenti contemporanei di cui sentiamo molto parlare. Prego Fabrizio. Assolutamente, buongiorno a tutti. Allora, vado con la condivisione della presentazione. Ok. Come si va? Ok, bene. Allora, buongiorno a tutti. La presentazione è già stata fatta e parlerò quindi dell'efficientamento energetico e superbonus. Entriamo subito a vedere cos'è il superbonus. Come giustamente è stato detto, ormai è sulla bocca di tutti, se ne parla in lungo e in largo, ma facciamo lo stesso un rapido excursus. Allora, il superbonus è uno strumento normativo di sostegno al lavoro, perché ha ricadute per imprese e professionisti di un settore che ormai è in crisi da molti anni, e sostegno all'economia per le sue ricadute sulle banche, le assicurazioni e sui produttori della filiera, diciamo, del settore,
sostegno alla salute perché porta con sé il comfort abitativo, oltre che il risparmio energetico e anche la sicurezza statica degli edifici esistenti. Sostegno all'ambiente perché vuole sostenere la riduzione dello sfruttamento delle risorse energetiche, quindi riduzione dell'inquinamento e diciamo che gli interventi anche sono incentivati verso un uso dei criteri ambientali minimi, non nella scelta di materiali e lavorazioni. Nonché sostegno anche alla transizione energetica perché le norme del superbonus insomma, sono orientate a promuovere gli impianti in pompa di calore, quindi elettriche o ibride, no? Nel senso di elettrico e gas, l'installazione di fotovoltaico e accumulatori, installazione di colonnine per le auto elettriche. Le regole fondamentali del superbonus, allora intanto che quello che salta all'occhio a tutti è che è un incentivo di misura eccezionale rispetto a quanto c'era prima previsto la normativa, no? Detraibile per un importo superiore alla spesa effettivamente sostenuta. Spendo 100, recupero 110. No? Sta cosa qua ovviamente è diventato un messaggio molto forte. No? Ecco. Poi il secondo punto, incentiva interventi di riqualificazione energetica ed edilizia degli edifici. No? Questa è la cosa un po' che interessa appunto in questo webinar, la riqualificazione energetica. E terzo punto poi interessante del superbonus è che ha aperto una possibilità generalizzata per tutti i bonus edilizi, anche bonus facciate, bonus ristrutturazione, un po' tutti i bonus casa che ci sono, di rivalere in modo sostanzialmente immediato dell'incentivo. Quindi anziché recuperare in 10 anni la detrazione, si riesce a recuperare in sostanza in modo immediato grazie alla cessione del credito o allo sconto in fattura. Questa soluzione ha aperto il mercato, diciamo, dell'efficientamento energetico, se vogliamo, a tutti i cittadini che non avevano la capienza e non hanno la capienza fiscale adeguata a un intervento di ristrutturazione di un immobile, che si parla di cifre importanti, no? Ecco, diciamo che senza quindi la cessione del credito il superbonus sarebbe rimasto per pochissimi. Allora, chi può usufruirne? Adesso entriamo un po' nella normativa che è abbastanza complessa e articolata, per cui vedremo alcuni punti, insomma. Ecco. Allora, la detrazione spetta ai soggetti che possiedono e detengono l'immobile con qualche titolo, no? E che sostengono realmente le spese. È pensata per i condomini, per persone fisiche, per gli ACP, ATER, no? Le case popolari, cooperative di abitazioni, onlus, associazioni e anche per le associazioni sportive, poi con particolari declinazioni, insomma, per le diverse figure, no? Qui ho aggiunto questa nota, no? Le persone fisiche, che sono magari quelle che interessano più il comune cittadino, diciamo, allora, al di fuori, persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nel senso che uno dei temi dibattuti è anche questo, no? Anche l'impresario, anche il geometra, l'ingegnere può accedere purché l'immobile non sia bene strumentale, no? Si può accedere per un massimo di 2 unità immobiliari, però senza limite di unità immobiliari nel caso di interventi su parti comuni. Il fabbricato sul quale si può intervenire deve essere un fabbricato esistente, quindi diciamo che per i bonus non sono rivolti alla nuova edificazione e se stiamo parlando di un intervento di efficientamento energetico deve essere già dotato di un impianto di riscaldamento. Interventi, è previsto che gli interventi possono essere fatti sulle parti comuni degli edifici, quindi diciamo le parti condominiali, sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti, che potrebbero essere unità di una bifamiliare o di case a schiera, e sulle singole unità immobiliari, sia nel senso della casa isolata, sia anche inteso che può essere fatto all'interno delle singole unità di un condominio. Gli interventi. Allora, gli interventi sono stati articolati in questo modo.
in sostanza ci sono gli interventi trainanti e gli interventi trainati. Bisogna che ci sia almeno un intervento di tipo trainante per poter accedere al superbonus, il quale poi può trainare appunto gli interventi trainati. Gli interventi trainanti sono isolamento termico dell'involucro, sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale e interventi antisismici, il cosiddetto sisma bonus. I trainati, abbiamo tutti gli interventi di efficientamento energetico, quelli che erano dell'eco bonus, che possono essere appunto trainati se portati congiuntamente a uno dei primi due dei trainanti. Poi ci sono tra i trainati gli impianti fotovoltaici che devono essere connessi alla rete e che possono avere sistemi di accumulo integrato e che possono essere trainati da uno dei 3 trainanti elencati, no? Nel caso di impianti fotovoltaici, con il super bonus, l'energia non autoconsumata deve essere ceduta al GSE. Ultimo tra i trainati, impianti di ricarica per veicoli elettrici che possono essere trainati congiuntamente a uno dei primi 2 trainanti. Requisiti di ammissione al superbonus. Allora, ci deve essere innanzitutto una conformità urbanistica, edilizia e catastale con lo stato di fatto, cioè devono coincidere. Questo aspetto qua deve essere asseverato da un tecnico, no? Ci deve essere un miglioramento di 2 classi energetiche dell'edificio o comunque il raggiungimento della massima classe energetica, e anche questo deve essere asseverato da un tecnico. Si deve, nel caso di interventi diciamo antisismici, raggiungere un miglioramento del rischio sismico, che anche questo è da asseverare. Ci deve essere una congruità delle spese che devono essere confrontate in sostanza con dei prezzari regionali. Ci sono dei massimali di costi per ogni tipo di intervento ammesso, come dal decreto dei requisiti, no? Che è il decreto attuativo del superbonus. Poi diciamo che è molto complessa e articolata, no? La cosa, per cui poi il cittadino come fa a verificare nel dettaglio, no? Come posso accedere, quanto mi costa, ecco. Diciamo che poi ogni singolo caso di fatto deve essere studiato nel caso specifico, no? Quindi questa cosa qua la fa un professionista. Quindi il cittadino deve rivolgersi a un professionista, o meglio a un pool di professionisti, perché è un lavoro di squadra, perché ha diversi aspetti, il quale fa uno studio di fattibilità, che significa fare un sopralluogo, fare un rilievo, un accesso agli atti per verificare la conformità urbanistica, fare un progetto per avere un attestato di prestazione energetica pre e post intervento, quindi una valutazione delle opere, no? Un computo metrico sul quale poi si può impostare una verifica economica, appunto per capire quanto siamo dentro nei prezzari, nei massimali, per poter valutare appunto poi anche con le offerte delle imprese quant'è la spesa che resta in carico, poi prendere gli accordi per la cessione del credito, l'eventuale prestito ponte, eccetera. Il superbonus come macchina, diciamo, presenta delle criticità, no? Intanto avremo capito che si tratta di una cosa abbastanza complessa e articolata, e questo ovviamente non agevola l'uso, no, dello strumento. Ecco. Allora, primo punto comunque da sottolineare, che non è vero che è gratis. Allora, spesso l'interpretazione fuorviante è che l'intervento di rinnovo della casa è completamente gratuito, anzi addirittura
ci si guadagna, no? Vale per qualsiasi tipo di miglioramento della casa, devo cambiare le finestre e vado subito col super bonus. Ecco, questo messaggio non è vero, no? Ci sono tutta una serie di regole, no? Tutte interconnesse, per cui, non so, riporto, ci vuole un articolato insieme di interventi trainanti e trainati, no? Come abbiamo visto, il raggiungimento che devono portare insieme al raggiungimento di precisi obiettivi minimi, no? Il salto di classe energetica. Per questa operazione poi è ammessa sì la detrazione al 110 che suona molto bene, ma entro comunque i tetti di spesa che sono omnicomprensivi, nonché al di sotto dei prezzi unitari ammessi dai prezzari per ogni singola lavorazione. Ecco, tutti questi limiti di detraibilità spesso non coprono poi i reali costi di mercato, e quindi c'è tutta una parte eccedente, che può essere più o meno cospicua, che resta a carico del contribuente. Criticità ancora, criticità sul mercato, speculazione dei prezzi. A fronte dell'incentivo, no, e della maggior capacità di spesa, no, dei committenti, e all'aumento della domanda, perché la domanda è cresciuta, ecco, i prezzi di mercato sono saliti, no? Si sono gonfiati, non si capisce, non è scontato che sia tutta speculazione, però probabilmente c'è anche una parte di questo tipo, e quindi c'è questa speculazione sui prezzi. Altro punto debole, la criticità, diciamo, normativa. Questo strumento legislativo, che intanto è di carattere fiscale e tecnico ed è molto articolata, abbiamo, no, un insieme di decreti legislativi, leggi, decreti di attuazione, rimandi ad altre norme collegate, no, a queste. Poi c'è stata una lunga sequenza di chiarimenti, di FAQ, risoluzione dell'Agenzia delle Entrate con continui aggiornamenti, semplificazioni, insomma, in sintesi ancora uno strumento in evoluzione, di cui si sente la necessità di un testo unico che non arriva, e se possibile ancora di una vera semplificazione che ancora, diciamo, non è sufficiente, no? Altre criticità, la macchina burocratica. Allora, per vari motivi, tutta la macchina burocratica è in affanno. Procedure per accesso agli atti nei comuni richiedono tempi molto più lunghi di quelli che c'erano prima, quindi bisogna fare verifiche delle conformità con tutti i problemi che poi possono portare appunto a non conformità, che inducono necessità di sanatorie per poter poi accedere in un secondo momento al super bonus. Poi sono le pratiche edilizie da fare, poi le procedure di finanziamento con banche, assicurazioni e quant'altro, le regole per i pagamenti, la contabilità di cantiere. Insomma, abbiamo questa macchina burocratica che ha delle ripercussioni sui tempi, no, della macchina del super bonus che sono in contrasto, no, una lotta contro il tempo con le scadenze della vigenza della normativa del super bonus, che si rimanda ogni tanto con queste proroghe, no, che sono diversificate a seconda del tipo di intervento, oltretutto, per cui c'è questa lotta contro il tempo, no? Criticità ancora, reperimento professionisti, imprese, materiali. Allora, oggi come oggi, trovare un professionista o trovare un'impresa, no, organizzare, programmare queste cose qua è assolutamente complicato e difficile. Criticità, proposte miracolose. Ecco, c'è un vuoto tra domanda e offerta riempito dalle proposte miracolose. Allora abbiamo visto che da una parte abbiamo questa situazione di stallo di imprese e professionisti alle prese con la macchina burocratica e con la macchina normativa che rallenta tutto quanto. Dall'altra parte ci sono i cittadini, non una domanda pressante, perché hanno paura di perdere il treno, visto appunto l'incedere della scadenza, no, della vigenza della normativa, e anche la paura che il bonus venga depotenziato, no? Si parlava che dal 110 passava al 75, quindi bisogna assolutamente far veloce. Ecco. In mezzo a queste due c'è questo vuoto da riempire. Ecco qui che bisogna
assolutamente proporre qualcosa di veloce da realizzare rapidamente e che sia compatibile con le regole del superbonus. Ecco, allora spesso queste proposte sono sbilanciate e orientate a vendere un prodotto piuttosto che al miglioramento energetico del fabbricato. Ecco, allora entriamo adesso in quest'ultima parte, no, dove si vuole sensibilizzare gli utenti, sensibilizzarli contro questa logica, no, che snatura l'obiettivo energetico che era di l'interesse pubblico edilizio esistente e che tende sempre più invece al solo sfruttamento degli incentivi e dei tetti di spesa agevolabili, no? Perdendo di vista insomma quello che era il vero obiettivo. Ecco, allora, l'efficientamento energetico di un fabbricato nasce da un approccio equilibrato. Allora, bisogna valutare cosa serve realmente, no? Allora, sì, quanto costa in termini di investimento iniziale, quindi sfruttare il superbonus per fare l'investimento iniziale, però insomma bisogna capire anche quanto costa di gestione, quanto costa di manutenzione, quanto costa di dismissione a fine vita e se possibile anche qual è poi l'impatto ambientale, no, di tutta questa cosa. Ecco, allora, gli obiettivi per l'efficientamento energetico, no, di un edificio. Allora, sicuramente comprendono la riduzione dei consumi energetici, no? Questo è evidente, ma diciamo che questa cosa porta con sé la salubrità della casa e il miglioramento del comfort interno, no? Allora, gli interventi che servono per perseguire questi obiettivi sono quelli che sono poi previsti anche dal superbonus, no? E sono, diciamo, due macro aree, no? Da una parte abbiamo l'involucro e dall'altra parte abbiamo gli impianti. Allora, l'involucro, no? Miglioramenti per l'involucro significa isolamento termico delle pareti perimetrali, no? Il cappotto, la copertura, i serramenti più performanti, schermature solari. E dall'altra parte miglioramenti sugli impianti, che vuol dire avere impianti di riscaldamento e raffrescamento più efficienti, integrati con gli altri impianti e se possibile abbiamo anche diciamo, lo shift verso le energie da fonti rinnovabili. Ecco, allora abbiamo detto, da una parte abbiamo l'involucro, dall'altra parte gli impianti. Allora, i miglioramenti dell'involucro cosa comportano? Allora, io ho fatto questo elenco. No? Allora, i miglioramenti dell'involucro incidono significativamente sulla riduzione dei consumi energetici, a prescindere dagli impianti, dal tipo di energia che utilizziamo. Incidono inoltre direttamente sul comfort interno, no? Pensiamo all'irraggiamento di una parete fredda d'inverno o le finestre che magari non spifferi, eccetera, e che non danno comfort interno. No? Per contro, facendo un buon lavoro, diciamo, sull'involucro di isolamento termico, di tenuta all'aria e quant'altro, abbiamo un involucro che ha una tenuta ermetica e che richiederà comunque un'attenzione al ricambio d'aria, potrebbe essere comunque diciamo compensato da un impianto di ventilazione meccanica controllata. Poi miglioramenti dell'involucro. L'involucro è costituito da una componente passiva, no, dell'edificio, può essere a basso contenuto tecnologico e può essere realizzato con materiali a basso impatto ambientale. L'involucro diciamo che non incide direttamente sul passaggio alle fonti rinnovabili, però ricordiamo che l'energia più pulita è quella risparmiata, no? L'isolamento pensiamolo come un impianto acceso tutto il giorno, 24 ore al giorno, tutto l'anno e che consuma zero, no? E dall'altra parte allora abbiamo invece i miglioramenti sulla parte impiantistica. Allora gli impianti incidono sulla riduzione dei consumi energetici, sì, in relazione alla maggiore efficienza della macchina. Si deve comunque sottolineare che un sistema costituito da un impianto molto evoluto, però con un involucro colabrodo è poco efficace, come dire montare il motore di una Ferrari su una 500
e se accelero tanto, la 500 probabilmente di vibrazioni e quant'altro non regge il potere del motore, no? Relativamente al comfort interno, l'impianto da solo non può compensare un eventuale irraggiamento delle pareti mal isolate, no? Un impianto radiante a pavimento con il freddo della parete a fianco che mi irraggia non mi dà comunque una situazione di comfort. Ancora, gli impianti sono una componente attiva e hanno un elevato contenuto tecnologico, quindi potenzialmente hanno anche una rapida obsolescenza. Possono avere anche una significativa incidenza di energia grigia, ovvero non guardando solo al consumo di energia della macchina, no? Ma anche considerando l'energia che viene consumata per produrre le macchine, per la gestione e per lo smaltimento finale. Ecco. Gli impianti non sempre incidono direttamente sul passaggio alle fonti rinnovabili. Ovviamente un fotovoltaico produce energia dal sole e si incide sul passaggio alle fonti rinnovabili, ma il passaggio da una caldaia a gas a una caldaia ibrida o a una pompa di calore in sé non annulla le emissioni in atmosfera, perché rimanda questo bilancio alla valutazione di come viene prodotta l'energia elettrica che farà funzionare poi la macchina elettrica. Ecco. Allora, concludendo questo ultimo aspetto, no? Allora possiamo concludere così, che detto questo è chiaro che un intervento di efficientamento energetico deve, perché sia equilibrato, deve partire dall'involucro, no? Quindi prima l'involucro e poi le macchine. Una volta che il fabbisogno energetico è stato ridotto al minimo con il miglior involucro che possiamo fare, no? Ecco che possiamo progettare e realizzare gli impianti che saranno adeguati appunto a questo in equilibrio con questo involucro, che generalmente prevederanno comunque una minor potenza impiegata e probabilmente anche un minor costo di investimento. Ecco, allora io concluderei qua questo rapido excursus. Qua c'è la mail dello sportello energia per ulteriori domande, diciamo, di carattere sia generale sia di carattere specifico su poi i singoli casi, perché non so se è chiaro, ma insomma è difficile fare un ragionamento molto generale. Ecco. Ti ringraziamo molto, Fabrizio Uru dello Sportello Energia. No, va benissimo, e ovviamente grazie della chiarezza, dell'esposizione, anche dell'analisi delle criticità, che comunque insomma danno uno spunto per diciamo essere consapevoli e fare delle analisi approfondite prima di intraprendere degli interventi di questo tipo, che però sono comunque un'opportunità da poter cogliere. Passo ora la parola ad Alessandro Mazzeschi, esperto di gestione tecnico-amministrativa di progetti europei e che collabora con vari enti pubblici per la gestione appunto di questi progetti, soprattutto a tema energetico ambientale. Attualmente è un collega, gestisce un progetto che si chiama AlpGrids, che è coordinato sempre dall'Ufficio Progetti Europei e Partecipazione del Comune di Udine. Quindi Alessandro, lascio a te la parola. Grazie Nadia. Adesso vedo di condividere lo schermo. Tu mi autorizzi? Elisa dovrebbe autorizzarti. Vediamo. Alessandro, sei già autorizzato? Ok. Com'è? Vedete? Sì, come prima. Sì. Come prima, allora facciamo così. Perfetto. Adesso si vede a tutto schermo? Aspetta un attimo. Sta lavorando per voi? Scusate. Perfetto, adesso lo vediamo a tutto schermo. Benissimo. Allora, ti ringrazio della presentazione.
Quindi io vi parlerò del progetto ALPCRIZ e di comunità energetiche, e poi la parola chiave sarà energia condivisa. Allora, come sempre quando si presenta un progetto europeo, i fondamentali. Siamo 15 partner da 5 paesi dell'arco alpino, quindi si va dalla Francia, Germania, Austria, Italia, Slovenia. E è iniziato nel 2019, in autunno, e finirà tra un anno, a giugno del 2022. E viene finanziato dal programma Spazio Alpino, è uno dei tanti programmi della Commissione europea che finanziano progetti diretti. E il budget totale del progetto è 1.800.000 euro, ma non sono tutti per Udine, un 10% per Udine, 181.000 euro. Allora, su cosa focalizza ALPCRIZ? Si focalizza sulla diffusione nei paesi dell'arco alpino delle energie rinnovabili, da fonte rinnovabile, però attraverso le microreti energetiche. Adesso, quando si parla di microreti, oppure quando siamo stati invitati a partecipare al progetto e abbiamo cominciato a prendere confidenza col concetto di microrete, l'idea che abbiamo subito avuto era quella di cavi che connettevano più utenze, e questo potrebbe andare bene in ambito alpino per un rifugio che ha è suddiviso in più fabbricati, oppure un campus universitario, oppure strutture militari. In realtà il concetto di microrete energetica può essere declinato in maniera diversa, e in Italia per forza bisogna declinarlo secondo la normativa che è stata recentemente approvata, è del 2020, e quindi viene declinato come comunità di energia. Stiamo generici, per ora si parla di comunità di energia, poi vedremo che la normativa prevede una distinzione in comunità di energia rinnovabile, CER, oppure gruppo di autoconsumo collettivo, o comunità di energia dei cittadini. Noi vedremo solo le prime due e forse vi avrò già annoiato abbastanza. Allora, cosa fa? Lasciamo perdere gli obiettivi generali di progetto, perché hanno questo respiro transfrontaliero di condivisione, produzione di strumenti di governance, quindi sono sempre contenuti presenti in un progetto europeo, ma che non vengono mai abbastanza apprezzati. Scendiamo sul concreto. Cosa prevede il progetto ALPCRIZ a Udine? Allora, prevede lo studio per l'istituzione di una comunità di energia. Allora, Udine cosa ha individuato? Nell'area di sud-ovest, tra Via della Roggia e Via Sabadini, ha individuato 7 edifici, e dopo li vedremo. Su questi ha costruito il suo concetto di comunità di energia. Poi ha prodotto 6 azioni per il PAESC, cioè il piano di azione per l'energia sostenibile e il clima. Allora, è lo strumento che strutturerà la programmazione energetica del comune nei prossimi 10 anni. È un documento corposo che non nasce all'interno del progetto ALPCRIZ, nasce al di fuori. Il progetto ALPCRIZ è riuscito a indirizzare, diciamo, 6 azioni. Il PAESC è costituito da 66 azioni, perlomeno in bozza attualmente, ed è stato presentato alla giunta comunale, e su queste 66 azioni 6 sono legate alla comunità di energia, 2 in maniera diretta, cioè l'istituzione di una comunità di energia, quella appunto progetto pilota di ALPCRIZ, e l'altra è il supporto alle comunità di energia,
quindi diffusione sul territorio, informazione alla cittadinanza, tutti i soggetti che possono essere attori nell'istituzione di una comunità di energia. Le altre sono azioni in cui le comunità di energia hanno un loro ruolo, per esempio la promozione del fotovoltaico sul territorio per quanto riguarda i privati, la promozione del fotovoltaico per le strutture comunali, oppure il potenziamento dello sportello energia in collaborazione con APE, e ancora la promozione di un one shop stop a Udine. Ecco. Dunque, passiamo alla prossima. Ecco, e qui cominciamo a vedere l'area interessata dal progetto pilota. Allora, abbiamo il Palazzo della Regione a destra, in alto, via Sabadini, e abbiamo sempre in alto 4 palazzine ad uso residenziale, socioassistenziale. Poi scendendo il 2 e l'1 sono rispettivamente un asilo nido, dire fare giocare, e uno la primaria d'Orlandi. Poi ci spostiamo più in basso a destra e abbiamo 4 strutture, ma le ricomprendiamo concettualmente in un unico edificio, perché è l'area dell'ex macello ristrutturata e attualmente sede del Museo Friulano di Storia Naturale. Allora, questa è la configurazione originaria delle utenze, e quindi abbiamo i condomini, sono 45 appartamenti, tutti dotati di caldaia termoautonoma, collegate quindi alla rete elettrica e alla rete gas. Poi abbiamo una scuola con un impianto fotovoltaico, una pompa di calore, no, una caldaia a gas normale, poi nell'asilo abbiamo la pompa di calore, una caldaia di supporto, e nel museo un grande impianto fotovoltaico da 20 kW e pompa di calore. Ecco, da agosto 2020 è entrato in funzione un sistema di monitoraggio energetico, cioè abbiamo proprio messo in opera e collaudato questo sistema di monitoraggio che ha registrato con cadenza di 15 minuti i consumi e le produzioni di tutte le utenze. Questi dati sono stati poi elaborati da un partner tecnico dell'EPA di Milano, che è una SRL partner del progetto Alcriz, e alla fine dell'elaborazione dei dati siamo arrivati a coprire tutto il periodo invernale da ottobre 2020 a marzo 21, e adesso concluderemo l'anno termico con i mesi estivi. Comunque, alla fine di questa prima fase di studio, a marzo 2021, il DEMEPA ha presentato questo scenario in cui ha raggruppato tre utenze in una comunità di energia. Inizialmente doveva essere una comunità di energia rinnovabile, e poi un'utenza, tutte le utenze residenziali, quindi i 45 appartamenti che rientrano nei 4 immobili di via Sabadini, in un gruppo di autoconsumo collettivo. In questo modo Udine si andrebbe a configurare come uno dei primi esempi, forse il primo in Friuli, per la costituzione di una comunità di energia. Perché altre realtà si hanno in Carnia, però è più uno scenario da rete energetica fisica, nel senso che c'è un operatore commerciale, SECAB, che gestisce proprio la rete. E poi ci sono invece 2 altre iniziative, una per il Friuli Collinare e uno per la piana di Pordenone, dove un numero consistente di comuni si è associato per promuovere le comunità di energia, però
non mi risulta che siano a uno stato di evoluzione pari al nostro, e sono appoggiate si appoggiano con l'Energy Center di Torino, che è legato al Politecnico di Torino. Dunque, adesso vi parlerei delle comunità di energia. Non so neanche, e anche brevemente, perché credo che si avvicino alla scadenza della conclusione del webinar. Allora, la parola fondamentale per le comunità di energia, che siano comunità di energia rinnovabile o gruppo di autoconsumo collettivo, è energia condivisa. Allora, come calcolo l'energia condivisa? Discorso molto semplice. Si costituisce questo gruppo di utenze, per esempio mettiamo la primaria d'Orlandi, l'asilo nido e il museo, e per ogni ora si misura a quanto ammontano i kilowattora consumati e i kilowattora prodotti. Quindi ovviamente all'interno di una comunità di energia ci deve essere sia i consumatori, ed è ovvio, ma assolutamente i produttori di energia. Bene, su questi due valori, energia prodotta all'ora e energia consumata all'ora, si sceglie il valore più basso. Quello è l'energia condivisa per quell'ora. Lo si ripete per tutte le ore di tutto l'anno, e il totale è l'energia condivisa della comunità. Ora, la normativa, che è stata completata a dicembre 2020, quindi, con regole tecniche, l'ultima pubblicazione sono state le regole tecniche del GSE a dicembre 2020. Comunque la normativa prevede che ci sia una tariffa incentivante, una tariffa premio di 110 euro il megawattora di energia condivisa, e più un altro contributo di 8 euro il megawattora, sempre per energia condivisa. Per il gruppo di autoconsumo il discorso è analogo, solo che la tariffa incentivante non è di 110 euro per megawattora, ma di 100, cifra tonda, basta. Due parole adesso sul gruppo di autoconsumo collettivo. Allora, mentre la comunità di energia chiedeva che ci fosse la presenza di utenze limitrofe che facessero riferimento a un'unica cabina di bassa tensione, quindi potevano non essere confinanti, invece il gruppo di autoconsumo collettivo chiede che le utenze siano riconducibili allo stesso edificio, allo stesso condominio, e quindi devono esserci presenti in un gruppo di autoconsumo collettivo almeno 2 utenze. Nessuna delle 2 utenze o più utenze deve avere come attività prevalente la produzione o lo scambio di energia. A quel punto il GSE riconosce al gruppo di autoconsumo collettivo l'incentivo di cui vi ho parlato per la durata di 20 anni. E ci deve essere per il gruppo di autoconsumo un referente, che è o l'amministratore di condominio o uno dei possessori, uno dei proprietari dell'impianto di produzione di energia elettrica. Mentre invece, torno un attimo alla comunità di energia rinnovabile, quelle lì come referente è la comunità stessa, e gli incentivi vengono riconosciuti dal GSE sempre per 20 anni. Dunque, 2 parole riguardo agli impianti che possono entrare a far parte della dotazione delle comunità. Purtroppo possono essere solo impianti, tra virgolette, nuovi. Al massimo la loro entrata in esercizio deve risalire al 28 febbraio 2020.
e al massimo la potenza installata tra tutti gli impianti di produzione può essere di 200 kW. Ok, adesso interrompo un attimo il quadro sulle comunità di energia e vedo di concludere quello che è l'esperienza di Altritz all'interno del comune. Questa è il nuovo impianto proposto per la comunità di energia. Il parte tecnico dell'EPA prevede un cogeneratore che ottimizza i costi, abbassa i tempi di rientro dell'investimento, però il cogeneratore non è riconosciuto come tecnologia di produzione di energia elettrica per una comunità di energia rinnovabile. Quindi non sarà una comunità di energia rinnovabile, ma una comunità probabilmente di energia dei cittadini. Qui vediamo invece le 4 palazzine ad uso residenziale con i nuovi impianti fotovoltaici su 2 di loro, quindi un totale di produzione attesa di 48 MWh annui per una potenza installata di 42 kWh. Qui adesso ci sono un po' di valutazioni dei vantaggi, dei risparmi a partire dalla baseline iniziale, cioè i consumi iniziali, e andiamo a vedere quali sono i consumi finali. Ovviamente c'è una convenienza e anche in emissioni evitate. Questo per la comunità di energia. Stesso discorso per il gruppo di autoconsumo collettivo, quindi le palazzine, stesso calcolo dei benefici, e questi sono benefici energetici, quindi ambientali se vogliamo. E alla fine l'ultima slide che vi propongo è quella che dà invece il vantaggio economico. Per darvi un ordine di idee, rimanendo sui 5 mesi di osservazione, il risparmio per la comunità di energia sarebbe 7.000 euro circa, più a cui bisogna detrarre 800 euro per i costi operativi e le manutenzioni. Si arriva a 6.200 euro, ripeto, sui 5 mesi. Invece per quanto riguarda gli edifici e le palazzine ad uso residenziale, il risparmio è di 2.900 euro all'anno, questa volta è stato calcolato sull'anno, e sempre circa 800 euro di costi operativi e manutenzione, quindi un risparmio effettivo di 2.100 euro all'anno. Ecco, la parte più noiosa dei numeri è finita, forse sono rimasto dentro i tempi. Sì, Alessandro, grazie. Sì, ce l'hai fatta. Vi ringrazio dell'attenzione. Grazie Alessandro Mazzeschi, grazie della panoramica su quelle che sono appunto le comunità di energia rinnovabile e le comunità di autoconsumo. Anche queste tematiche molto contemporanee a livello europeo. Quello che mi fa piacere sottolineare è che appunto i progetti europei danno questa opportunità, quella di avere uno scambio a livello internazionale su problematiche e sfide che sono comuni, e poter però a livello locale testare delle soluzioni innovative per il territorio. Siamo, direi, in tempo. Chiedo ai presenti se ci sono domande, chiedo se qualcuno del team vuole chiudere o fare qualche commento. Bruno Guizzaffi, volevo sapere se volevi concludere e fare insomma Nadia, una chiosa di quello che insomma di tutte quelle informazioni che abbiamo avuto. Nadia, ti ringrazio, mi hai coinvolto in questo, che comunque noi siamo consapevoli che non può essere un finale, anche perché è il primo di questi webinar fondamentali, perché io quindi devo parlare anche a nome dell'amministrazione comunale di Udine, ovvero siamo convinti che non basta trovare degli obiettivi di un'autorità sovraordinata, non basta.
dobbiamo, e noi lo siamo, diffondere, e quindi uno dei ruoli fondamentali è dei progetti europei che ci permettono di convincerci giorno per giorno che in questo caso l'economia circolare è uno dei paradigmi della crescita, allineato con gli ultimi report anche del rapporto dell'economia circolare in Italia, che dà delle indicazioni per tarare volta per volta. Da parte nostra i progetti europei costituiscono delle risorse fondamentali, anche perché Alessandro non ha ricordato l'esperienza che stiamo vivendo, per quanto stiamo vivendo come occasione, come opportunità sui temi dell'energia, perché abbiamo ripreso dei contatti con quello che è il nostro collega, l'Energy Manager, ovvero l'esperienza serve anche per delineare una responsabilità futura. Ma io credo che questa prima tornata di questo bellissimo, ringrazio Iframe e anche Nadia Ver, ma tutti i partecipanti e non solo relatori, sulla necessità di utilizzare, se mi permettete, in maniera migliore le risorse, non solamente energetiche, risorse che sono anche il DNA di ciascuno di noi, qualità di portatori di interesse. E quindi ripeto che per ricordare che l'amministrazione ritiene fondamentale il ruolo del cittadino. Se pensiamo nella prima slide che ci ha fatto vedere e aprire anche lo spiraglio su quali sono i pesi nel settore residenziale, il 35%, e quindi sono questi ulteriori indicatori per migliorare la nostra efficienza. E quindi direi che il seminario, la prima tornata di questo webinar, non solamente tecnicamente ha risposto agli obiettivi e anche alle attese, le migliori attese che ci saremmo potuti immaginare, ma la responsabilità, risorse che sono anche le esperienze, gli sportelli dell'app, lo sportello della Fede dei Consumatori. Quindi una partecipazione attiva che noi ringraziamo e che siamo convinti che nel corso dei prossimi incontri andremo ancora a rinsaldare per rafforzare qual è il compito di tutti sotto e adempiendo le proprie responsabilità. Io ringrazio tutti, posso dire che esco soddisfatto di questa occasione e opportunità di crescita per tutti noi e spero che lo possa essere anche non solamente per noi. Quindi ormai è un noi collettivo, se mi permettete, e taccio nel ringraziarvi. Buona serata e grazie. Grazie mille Bruno Grizzaffi, responsabile dell'Ufficio Progetti Europei e Partecipazione del Comune di Udine. Ringrazio tutti i relatori, i partecipanti e ricordo che ci vediamo giovedì prossimo, sempre dalle 17 alle 18:30 e parleremo di spesa sostenibile dalla terra alla tavola. Grazie e a giovedì. Grazie mille, buona serata a tutti.